Allora, Cappello, dopo Trivellato, cosa ne dice dell'esistenza? Può essere un aiuto? C'è qualcosa che, visto che voi siete giovani, quindi potete anche invocare dal presidente un pelo più anziano, qualche attività ulteriore, un pelo. Grazie. Pochissimo. No, ma credo sia giustissimo quello che ha detto il Presidente. Sarebbe, ripeto, sarebbe molto bello che le associazioni di categoria parlassero una lingua solo. Purtroppo così non è. Nel caso nostro, la nostra associazione si è battuta parecchio per noi allevatori e agricoltori, sia sull'ambito del PSR sia sull'ambito della normale routine dell'agricoltura. Ad esempio abbiamo avuto un taglio fortissimo dell'accisa del carburante agricolo. Cosa vuol dire un taglio sull'accisa? Non è che avete avuto meno Abbiamo tassazione, avuto ma meno gasolio agricolo, meno gasolio di cui dispone agevolato. meno gasolio Cioè, agricolo di quello che disponevamo dell'annata agraria 2014. quindi invece che meno tasse, Il meno cioè, comunque non è un meno di positivo. un 2-3%, è un meno di un 25%, e quindi Questa è stata la sorpresa della legge di stabilità. questa è stata la sorpresa di pochi giorni fa, esatto, della In legge di attesa. stabilità. In attesa ovviamente, in attesa. Oltre anche ad altro tipo l'IMU, abbiamo avuto l'IMU che è venuto così in 3 giorni, è arrivato da pagare in 8-10 giorni su terreni che prima non erano tassati dallo Stato, perché erano terreni non in grado di produrre, e quindi erano terreni, sono ancora terreni che non sono in grado di produrre. Perché Su ora cui ci dovete pagare le tasse. sì, però vanno pagate tasse su terreni che sono in pendenze indescrivibili, sui Quelli di colli, montagna, famosi sui IMU di colli, montagna. no, a colli, i Anche nostri colli. colli, dove l'agricoltore non riesce a fare reddito, non riesce a lavorare, non riesce a piantare, non riesce a seminare, quindi voglio dire... Ma là ci mettete i cartizze. Speriamo. Comunque, Una battuta. per esempio, non perché io voglia fissarmi sul PSR, ma è una cosa ormai a breve, e se l'agricoltura non avrà questo, diciamocelo pure, morirà, perché ormai il reddito dell'agricoltura dipende 3/4 dal contributo che arriva dalla VEPA. Non so che fine faremo, perché con il mais a 13 euro, non so l'agricoltore come può fare reddito. Cosa vuol dire il mais a 13 euro Il mais a rispetto 13 euro vuol dire che noi per comprare un quintale di concime, che ora costa 60 euro, ci vogliono 5 quintali di mais. Vuol dire che l'agricoltore è bravo in questo periodo, è bravo se riesce a tirare riga, fare le spese, fare uguale a zero. Ma bravo però, perché se per caso arriva qualcosa un imprevisto come quella che è imprevedibile. arrivata da Harry, là c'è da fare un meno grande come una casa. E allora voglio dire, chi governa dovrebbe queste cose tenerle conto, senza parlare poi delle spese che ha un agricoltore giovane che vuole mettersi in gioco. Tipo, voglio farle un esempio: se domani mattina un giovane decide di aprire una stalla e vuole fare un capannone per fare un ricovero attrezzi, una stalla, eccetera, deve andare dal geometra, fare il disegno, andare in comune, avere la concessione edilizia e poi fare domanda del PSR e aspettare se avrà risposto oppure no. Quindi è meglio che sia capace, cioè che abbia i soldi a monte, tutto sommato, perché non Sì, è detto che ora, ottenga il se finanziamento. il giovane, anzi senza se, il giovane non ha sicuramente i soldi, a meno che dietro non abbia qualcuno che ha capitali per fare questo, come può affrontare già le spese di burocrazia che le ho già detto finora? Poi si vede arrivare un bel no, lui ha speso una montagna di soldi, di geometra, comune, disegni, eccetera, e rimane fermo. Insomma, io credo che perlomeno uno dovrebbe avere una risposta prima di cominciare a spendere soldi. In Europa capita lo stesso? Cioè siamo in par condicio con l'Europa? Non credo capiti così in Europa, specialmente tipo in Francia, che la vedo una nazione un po' più diretta verso l'agricoltura, nonostante noi in Italia abbiamo una buona parte di lavoro. Infatti, Trivellato. Sì, beh, rispetto alle associazioni sempre, alla necessità. Sì. Allora, intanto... Ma anche le osservazioni che aveva fatto Cappello erano anche Sì, no, ma continuo anche su quello che diceva. Intanto chiarisco una cosa per chi è a casa, cioè noi siamo rappresentanti e siamo agricoltori.
Esatto, la sua impresa agricola si occupa di? Di selezione alle galline di Polverara, faccio fattoria didattica, ho un piccolo vigneto, un piccolo oliveto, faccio si chiama? diverse la masseria di Polverara, faccio diverse piccole produzioni, insomma. E le altre spese, voglio dire, giustamente Mattia diceva, quando inizia un giovane si ritrova subito con tantissime spese, ma anche una su tutte è l'immediato pagamento dei contributi. Cioè, mentre per arrivare al prodotto agricolo è necessario un po' di tempo, se fai allevamento devi prendere il vitello, farlo crescere, macellarlo e poi venderlo, nel frattempo i contributi arrivano lo stesso. Per cui oltre alle spese di edificazione, eccetera, eccetera, ci sono anche proprio delle spese dovute per la contribuzione o per le imposte che ci troviamo lo stesso a pagare pur non avendo magari ancora il prodotto da vendere. Che è bene sapere questa cosa qui, che incidono quanto? Insomma, quando si parla di 1.600-1.400 euro di contributi all'anno, se non erro, lo IAP. Lo IAP, no, sì. Lo IAP anche ogni 3 mesi? Sì, beh adesso... Ogni 3 mesi, Sì, adesso sto pagando ogni 3 mesi 1.400 euro sì, di infatti, recupero dal primo anno. Cioè da 3 anni che sono imprenditore agricolo, da agosto dell'anno scorso sto pagando ogni 3 mesi 1.400 euro. Non è poca cosa. Il 16 di febbraio ho finito di pagare. 7 per 4, 28, sui 3.000 euro circa all'anno. Di INPS. Sì, domani di contributi, la pensione, ecco, 3.000 contributi che si devono la famosa, versare. Che però tu ti trovi a certo. doverla pagare immediatamente. Per cui questo qua ovviamente certo, è uno dei problemi che ci si trova davanti. Diciamo che mi permetto di fare un ragionamento veloce, voglio dire, se c'è la volontà, come tutti dicono, che i giovani e l'agricoltura sono una risorsa per il futuro e che bisogna ripartire dall'agricoltura, è necessario dare una svegliata alla politica. Nel senso che invece di continuare a fare grandi dichiarazioni di intenti, bisognerebbe cominciare ad ascoltare gli agricoltori, che è giusto che parlino cercando, se possibile, di avere una voce unica, però che si facciano le cose realmente, non che si facciano delle buttade che dopo in realtà non corrispondono effettivamente a quello che succede nelle nostre aziende e nelle nostre... Cioè voi vi trovate dei provvedimenti che non prendono in considerazione la vostra realtà, cioè come se fossero fatti da chi non la vive veramente. Certo, ma anche da un giorno all'altro, si faceva l'esempio dell'IMU è capitato da un giorno all'altro, nel giro di una settimana, non so se c'erano informazioni che giravano prima, ma diciamo che alla maggior parte degli agricoltori è arrivata un fulmine a ciel sereno, insomma. Per cui è necessario ripartire, però facendo dei ragionamenti, ascoltando chi il lavoro effettivamente lo fa, ecco, e cercando di semplificare e non di complicare. Esatto, però voi avete la forza, allora, premesso, ricordiamolo sempre, ho fatto bene a dirlo, sono imprenditori, qui presenti non sono politici, non sono sindacalisti, ma sono imprenditori, questo è un dato di fatto, che vi siete dati anche alla rappresentanza di associazioni di categoria, però è qualche cosa in più che prende del vostro tempo libero. Certo. Dentro l'associazione, come associazione, potete aver forza per dialogare a livello nazionale, per esempio questo discorso, questa botta dell'IMU di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, anche con altri rappresentanti e anche con le associazioni dell'ANCI, per esempio. Dovrebbe essere possibile, considerando anche che il comparto agricolo è per il 98% associato alle diverse associazioni di categoria che ci sono, per cui è un comparto che è molto fidelizzato alle associazioni di categoria, insomma, in qualche modo, per cui dovrebbero essere rispettate le voci dei rappresentanti di queste associazioni in categoria. Il problema è che, per esempio, aveva iniziato Monti, adesso Renzi definitivamente, il tavolo verde, che era il tavolo di concertazione tra diverse categorie economiche, è stato eliminato. Per cui quando è che vai a parlare, come fai ad andare a parlare, con chi vai a parlare soprattutto. Pur contando il fatto che le associazioni di categoria fanno un lavoro che è indispensabile. Cioè, se noi non avessimo le associazioni di categoria, noi non riusciremmo a lavorare in agricoltura. Perché ci sono tanti di quei vincoli, cavilli, percorsi burocratici da fare, cioè devi fare un investimento, devi parlare con 5 enti diversi, ognuno parla la sua lingua, ognuno ha il suo dirigente e quindi ci vuole qualcuno che ha conoscenza della singola materia, che riesca a darti, e questo lo riescono a fare solo i funzionari all'interno delle organizzazioni di categoria, che tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa, vivono anche questa cosa qua un po' di costrizione, perché pur vedendo
le difficoltà che ci sono nel mondo agricolo, si ritrovano comunque a dover sempre scartabellare carte, che vengono modificate poi ogni anno, un casino incredibile, per cui c'è anche una difficoltà anche nel dare il servizio. E nonostante tutta questa passione, nonostante tutta questa conoscenza, c'è una difficoltà poi a permeare all'interno della politica, quella fatta dalla regione, perché nel caso agricolo poi è la regione certo. che principalmente mantiene, insomma, le redini della questione, riuscendo a ascoltare e quindi a semplificare, a permetterci di lavorare, che è quello che desideriamo. Il reddito, il lavoro e il reddito, ovviamente, che è quello che diceva prima Roberto, che è l'altro elemento fondamentale, ma non per vivere di contributi. Cioè io penso che qua dentro a nessuno di noi interessi vivere di contributi, a noi interessa vivere del nostro lavoro. Certo. Chiaro che però ci sono delle necessità e ci sono delle cose da affrontare. Il caso di Harry, quando arriva un evento climatico così tanto importante, cioè è impensabile che non ci sia un immediato aiuto da parte dell'istituzione per far ripartire un'azienda che viveva bene, cioè che aveva possibilità di, come dire, di continuare a dare reddito alla famiglia di Harry, sui genitori, e di riuscire anche a crescere, perché no? Però bisogna intervenire immediatamente, cioè la norma che prevede che sono risarcibili solo, faccio un po' il tecnico, ma giusto perché ci capiamo, per fare un esempio. Quando la norma regionale dice sono risarcibili con fondi pubblici solo le strutture e i beni non assicurabili, cioè quindi non quelli non assicurati, ma non assicurabili, mi stai prendendo in giro. Perché adesso puoi assicurare tutto, per cui di che non ci sono i contributi in caso di calamità naturali che facciamo prima, ma non dirmi non assicurabili in maniera che io vada dalle assicurazioni per dopo trovarmi nella situazione in cui mi pagano un terzo. Cioè mi obbliga ad andare alle assicurazioni, sì, assolutamente. Per cui sono obbligato, non interessa niente neanche alle assicurazioni di fare un servizio decente, e tanto sei obbligato ad andarti a assicurare, dopo questo per ragionare su quello che è successo a Harry, ma che è un esempio come ce ne sono diversi, voglio dire che Infatti, un po' tutti abbiamo... Ne emerge una visione molto meno bucolica di quel che immagino Harry Faccini si sia prefigurato anni fa quando incominciava la sua attività. Immaginavo fosse difficile, non così però tanto. non così perniciosa, e soprattutto invischiata in tanti meccanismi, carte, pastoie burocratiche, Certo. che chi si dedica, vuole buttarsi in agricoltura, almeno leggendo diverse mail che ci sono arrivate, è quello che vuole allontanarsi, cioè lo spinge ad allontanarsi da un mondo difficile, impastoiato. La nostra spina nel fianco. Esatto, e invece si ritrova praticamente nella stessa situazione con magari difficoltà anche oggettive e contingenti. È un paradosso, no? Non basta avere voglia di lavorare, ma bisogna proprio, dopo tutta la giornata che per noi è abbastanza dura, effettivamente magari altri pensano che il contadino stia là a pulire le viole, in realtà non è così, ci si sveglia presto, si va a casa tardi, e dopo tutto questo bisogna comunque riordinare la nostra burocrazia, proprio perché non ci si può permettere di lasciare indietro niente. E di sbagliare. E di sbagliare, esatto. E qua ci sta l'associazione. Esatto, proprio il compito delle associazioni è quello perlomeno di proteggere i propri associati, soprattutto quello di farli incontrare, di dare informazioni e di tenere coeso un gruppo che altrimenti, come 50 anni fa, sarebbe sfaldato e saremmo tutti un po' abbandonati a noi stessi. In realtà, per essere seguiti e supportati dalle associazioni bisogna darsi da fare. Come lei diceva prima, noi non usiamo il nostro tempo libero per trovarci, perché noi tempo libero non ne abbiamo. Quindi ricaviamo dalla nostra giornata alcuni spazi di tempo noi lo consideriamo più o meno un lavoro, quello di incontrarci, ognuno dice la sua opinione, e di confrontarci sui vari problemi che sono quotidiani delle nostre aziende. Cerchiamo di dare un aiuto a chi verrà, a chi vuole affrontare questo percorso, proprio per fare in modo che sia leggermente meno gravoso di quello che è stato per noi, insomma, ecco. Certo. Vorrei passare la parola anche a voi, quindi magari incominciamo da Michele Cervesato, che ci racconta la sua storia, perché è sempre bello sentire anche le storie, come hanno fatto anche gli altri, e anche la sua azienda. E cosa ne pensa di questo, del lavoro di cui si occupa? Io sono partito nel 1999
avevo finito gli studi di agraria nel 99, ho seguito l'attività del papà. Quindi papà era già dentro sì, il aveva una settore. ventina di capi da latte, produceva latte per l'industria alimentare, diciamo, latte alimentare. E da lì io ho sfruttato il PSR, il primo PSR del 2000, per ampliare la stalla, portarla a 120 capi. Abbiamo fatto un investimento grande perché abbiamo acquistato sia i capi per produrre latte che le quote latte. Però nel 2000 le quote latte si acquistavano tramite l'associazione a un prezzo molto agevolato, dai 50 ai 100 lire al litro. Nel 2003 sono arrivate a 50 centesimi, è entrato l'euro, ci siamo trovati con la mazzata degli animali pronti in produzione di latte, da 20 capi a 120 capi per la produzione di 10.000 quintali di latte all'anno. Da 2.000 quintali di latte abbiamo acquistato 8.000 quintali di quote latte a 50 centesimi al litro. Questa è stata la partenza. Cosa vuol dire questo per un'azienda come la vostra che era diventata importante? Sì, sei nato tramite l'associazione con le banche, hai fatto il finanziamento che in quegli anni finanziavano, perché il settore del latte andava, aveva un prezzo agevolato, giravi nel 2003 dei 45 e 50 centesimi, a seconda se producevi qualità o alta qualità. Noi abbiamo preso la scelta dell'alta qualità perché sembrava il futuro del latte, perché il latte italiano in quegli anni, il grana padano, era richiesto e se non facevi alta qualità non potevi produrre latte per grana padano, infatti. Abbiamo stato dal 2003 al 2010, il latte ha subito un crollo del prezzo, è arrivato il prezzo massimo con l'alta qualità, arrivavi tra i 38 e i 40 centesimi al litro. Dopo c'è stato il problema che dal 2003 in poi nel mais sono uscite le aflatossine, quello ha penalizzato gli allevatori, perché il mais doveva acquistare un mais certificato, che se il prezzo medio era sui 16 euro, 17 al quintale, dipende dall'anno, aumentava di 3-4 euro, tutto mais che veniva dall'estero, perché il mais OGM era indenne da tossine in quegli anni, come tuttora. Adesso negli anni che l'azienda ha finito a pagare le quote, diciamo, gli investimenti che ha fatto, ci troviamo che il latte diventa mercato libero, perché la comunità europea ha deciso di togliere le quote e produciamo latte italiano di alta qualità al prezzo, il costo dell'alimentazione è superiore di 6-7 centesimi al litro del latte venduto. Quindi come fate? Quindi si pensa dal 1 aprile di chiudere le aziende e non più il latte italiano, che l'Italia adesso consuma 1 litro su 4 è latte estero, 3 litri esteri e 1 litro italiano, da aprile sarà 4 su 4 estero, non più italiano. Quindi voi diventerete fornitori per l'estero? No, noi non produciamo più latte, perché vuol dire che un'azienda che produce latte a fine anno, se produce 10.000 quintali di latte su un anno, vuol dire che deve... Ma ecco, bravissimo, no, ho capito perfettamente, no, volevo dire, ma a questo punto non c'è nessun provvedimento, qui che magari chiedo al Presidente. No, c'è stata la liberazione delle quote latte. Esatto. Ma tutela del made in questo caso qua no. Perché il Made in Italy con il 70% di latte estero e il 30% italiano è certificato il latte italiano di alta qualità. Questo è il Da problema. restare senza parole. No, veramente è da restare senza parole quello che sta succedendo in Italia. Ma questo credo non è che grazie agli pochi agricoltori siano a conoscenza di questo settore qui. o a questi giovani che si mettono in gioco per creare un reddito e dare un futuro al mondo agricolo. È la politica che non dà le risposte, è la politica che ci rapporta nella comunità europea, perché è giusto quello che dice Michele, il nostro latte di qualità non viene neanche considerato, dobbiamo utilizzare quello dell'estero e magari all'estero per consumare il latte fanno quelli che trasformano il latte in polvere. E allora che senso ha? Che senso ha fare agricoltura in Italia con le regole? Ma i consumatori, esatto, anche questo, perché ovviamente se un consumatore fosse informato che quella produzione latte, perché io vedo tanti, vedi, latte italiano e lo vai a prendere, però se il consumatore avesse un'informazione maggiore magari cercherebbe di instradarsi verso queste aziende a loro vantaggio, ma non è così a questo punto. No, appunto, è che anche la filiera, l'agroalimentare, la trasformazione deve essere seguita. Non può essere che un prodotto viene importato. Io penso ancora che 4-5 anni fa, quando eravamo già in comunità europea, e io sostenevo che le regole degli altri paesi europei non erano uguali a quelle italiane. E allora se un prodotto deve essere importato,
Il Dazio, sono matto, cosa dici il Dazio? No, ma è vero, probabilmente come l'avevo messa poteva essere anche, non ero mica un rappresentante di categoria a quel tempo, e me la sono messa via, però oggi che faccio una riflessione dico, però sarebbe stato il minimo per difendere la qualità del nostro prodotto. Assolutamente. Se lei produce i funghi a fianco di un'azienda che trasforma il chimici, prodotto, sì. il prezzo lo fa magari il fungo polacco, ma dove viviamo? Ma il barattolo quando esce da quell'industria agroalimentare c'è una bella etichetta con scritto prodotto italiano? Sì, lavorato in Italia, ma dentro non c'è prodotto italiano, questa è la realtà. Allora, sì, mi permetto di aggiungere un altro ragionamento. No, posso chiedere, il ragionamento lo fa e dopo subito dopo la pubblicità, Sì. tra pochissimo.